Direi che abbiamo non poche difficoltà e condivido l'appello che fanno gli agricoltori. Sull'emergenza cinghiali occorre muoversi in fretta, serve una legge urgente perché sono sempre più evidenti i rischi anche per la salute pubblica, oltre che per le coltivazioni del Veneto e di Padova in particolare. Si tratta di decidere se dobbiamo dedicare i nostri territori, a parte i nostri territori agricoli, ai cinghiali o agli agricoltori. Io sto dalla parte degli agricoltori. Senza dimenticare il continuo diffondersi della peste suina che coinvolge anche i cinghiali e comunque non si tratta solo di fare la conta dei danni agricoli o degli incidenti stradali provocati dai cinghiali, ma è sempre più evidente il pericolo ambientale e di salute pubblica per la presenza di questi animali nei centri abitati. Ormai la specie è diventata endemica e quindi con non poche difficoltà, tra le quali quelle di natura sanitaria, visto e considerato che la peste suina, peraltro, deve seguire poi tutta la presenza della peste suina segue un regolamento di polizia veterinaria e sanitario che è assolutamente stringente, ad esempio per tutti i nostri allevamenti, quindi bisogna assolutamente che il problema sia risolto alla base. Tutti si rendono conto dunque di quanto sia urgente affrontare la questione, i ministeri hanno pronte norme e regolamenti, ma ora è il momento di partire al più presto per contrastare la sovrappopolazione di cinghiali.